Poi dell'episodio del 2-0 le chiedo però la sua valutazione sulla partita. Si è parlato molto dell'inizio dell'errore che poi di fatto ha consentito alla Lazio di passare in vantaggio. Cosa non è andata questa sera? È andata che, come spesso succede quando si perdono queste partite, negli episodi i nostri avversari sono stati più bravi di noi. E quindi abbiamo perso una partita dove secondo me abbiamo giocato sicuramente meglio nel primo tempo e dove dovevamo pareggiare perché abbiamo avuto l'occasione per farlo. Mi aspettavo di più dalla squadra perché abbiamo le qualità tecniche, fisiche per fare meglio. È vero che poi dopo la partita è diventata molto complicata sul 2-0 e non vedo come non possa essere fallo quello su Çalhanoğlu, sinceramente, perché non può non essere fischiato un fallo del genere. Ha parlato con qualcuno, gliel'hanno spiegato? Ma dopo cosa vuoi parlare? Che cosa ti vuoi spiegare? Cosa ti spiegano? Non l'hanno visto, non l'hanno fischiato, è andato anche a rivederlo e le immagini che ha rivisto è impossibile che non sia evidente quando, come Lucas Leiva, prende Çalhanoğlu e non prende il pallone. Però, ripeto, noi dobbiamo fare di più. Mi aspettavo di più perché sapevamo l'importanza della partita. Adesso dobbiamo dimostrare di essere forti, come io credo che noi siamo una squadra forte, però adesso bisogna reagire subito perché questa è una sconfitta pesante. Anche perché lei, Pioli, spesso, soprattutto nell'ultimo periodo, ha parlato molto, ha toccato molto il tasto della psicologia, dell'aspetto mentale, il braccino, non dobbiamo avere il braccino del tennista, non dobbiamo avere paura. Sente che però questo rischio possa subentrare, cioè può essere ha il timore che possa subentrare l'aspetto della paura? No, non è questione di paura, è questione che se tu vai sotto contro certi tipi di squadre come contro la Lazio, abbiamo messo la Lazio nella zona in cui predilige giocare, cioè aspettare squadre avversarie che partivano in contropiede con due attaccanti molto veloci, con una squadra di qualità. È chiaro che devi cercare di tenere il risultato in parità o addirittura andare a vantaggio. Non esserci riusciti ci ha sicuramente complicato, però nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni dove veramente bastava veramente poco per tradurle in gol e non esserci riusciti, non aver ripreso la partita chiaramente ci ha un pochettino scosso, ma poi dopo l'episodio del secondo gol è diventato ancora più complicato. Studio. Massimo Ambrosini. No, anche perché Stefano, probabilmente avete perso, avete vinto nelle ultime tre la partita forse che avete giocato meno bene, perso diciamo le due partite in cui probabilmente meritavate qualcosa di più, perché sia col Sassuolo che oggi secondo me la partita non è stata fatta male. Quello che secondo me però c'è da dire è che probabilmente l'approccio a queste partite è forse un po' sbagliato, nel senso che siete entrati in campo forse lasciando troppo fare la Lazio quello che la Lazio è in grado molto bene di fare, cosa che poi non gli avete fatto fare per i successivi 30 minuti. Partire ad handicap contro una squadra come la Lazio che se ti fa giocare sui 60-70 metri ti può far male, forse questa è stata una di quelle situazioni che ha consentito alla squadra Inzaghi di mettere la partita su quel livello. Assolutamente sì, ma nella situazione dove abbiamo preso il primo gol eravamo anche messi bene e questa purtroppo è una situazione che ci sta capitando un po' troppo spesso nelle ultime gare. Eravamo in superiorità numerica e dopo loro sicuramente sono stati bravi, noi siamo scivolati un po' con Benasser, però si poteva chiudere molto prima quegli spazi lì e non andare sotto. Poi è chiaro che c'è anche la bravura degli avversari, ma noi qualcosina in più in questa situazione dovevamo fare. Poi dopo l'abbiamo rimessa a posto la partita, nel senso che l'abbiamo fatta e abbiamo concesso anche poco. Ripeto, i nostri errori ci sono ed è chiaro che dobbiamo far meglio per chiudere bene il nostro campionato perché non vogliamo che finisca con delle delusioni. Ma sabato sera però poi dopo l'episodio del secondo gol sicuramente poi dopo ci ha reso la partita ancora più difficile. Sicuramente. Sabato sera col Benevento torna Ibrahimovic e ora più che mai avete bisogno di lui? No, abbiamo bisogno di tutti i giocatori, poi è chiaro che Zlatan è stato fuori per tante partite e non ci voleva, però questa è la nostra stagione, questo è il nostro momento, Zlatan dovrebbe star bene, dovrebbe essere a disposizione per sabato, vediamo nei prossimi giorni. Stefano? No, è vero tutto quello che ha detto, perché a un certo punto nel primo tempo avevate messo alle corde la Lazio, no? C'è stato qualcosa che ha funzionato meno, per esempio quando perdevate palla sul contropiede loro degli spazi li trovavano, questo era
obbligatorio per il tipo di modo di attaccare o si poteva anche essere leggermente più accorti? No, assolutamente, non è obbligatorio perché sapevamo e non dovevamo mai rimanere 2 contro 2 attaccanti così veloci e rapidi come Correa e Immobile, quindi qualche copertura preventiva sicuramente è mancata e dopo poi è chiaro che con l'andare dei minuti e il doppio svantaggio ti ha fatto perdere certi equilibri perché non credo che nel primo tempo poi gli abbiamo lasciato tante ripartenze. Sapevamo di correre questi rischi, dovevamo stare sicuramente più attenti perché conoscevamo le loro caratteristiche. Cosa vede sulla faccia dei suoi calciatori? Ci prova a raccontare l'atmosfera anche dello spogliatoio? Credo che abbiano la stessa mia faccia, delusione perché era una partita importante e non siamo riusciti a portare a casa il risultato positivo. Non è stata una partita pessima, ma bisogna fare di più e bisogna riprenderci subito. E guardando la classifica, quanto si complica la rincorsa a un posto in Champions? Molto, perché gli avversari vanno forte, però siamo lì e non dobbiamo assolutamente piangerci addosso, ma sappiamo cosa serve per fare meglio già dalla prossima partita. Il lavoro è più tecnico o psicologico adesso? Ma come sempre entrambe le cose, perché chiaro ci sono state delle situazioni a livello tattico che hanno funzionato e altre no e che andranno migliorate. Poi chiaramente adesso però io so da allenare una squadra intelligente e anche, malgrado sia giovane, anche con grande carattere, quindi mi aspetto una reazione importante. Anche perché Stefano, per concludere, all'interno degli alti e bassi di quest'ultimo periodo, dopo una batosta, una sconfitta, la squadra ha sempre mostrato di avere i valori per riuscirsi a rialzare. È successo in diverse occasioni in questo periodo, quindi probabilmente un po' di tranquillità potrebbe esserti data da questa considerazione. Sì, no, ma sul fatto che la squadra saprà tirare fuori il massimo, sì, però sappiamo che dobbiamo fare delle prestazioni migliori, dobbiamo tornare a vincere perché insomma, mancano poche partite e adesso arrivano i punti sono molto pesanti e purtroppo veniamo da 2 sconfitte, queste che poi meritate o no, ma rimangono 2 sconfitte che hanno interrotto il nostro percorso, però siamo lì. Ce la lottiamo con grandi squadre, dobbiamo dimostrare, abbiamo l'occasione per dimostrare che siamo una grande squadra anche noi. Grazie a Stefano Pioli.